Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Telecollo. Vediamo subito i titoli. Muore a 3 anni per una malformazione cardiaca dopo 10 mesi di ricovero in ospedale. L'ASP di Messina, il trapianto non era realizzabile. Si crede Dio e vuole aprire una finestra a casa mia per suo figlio Gesù. L'incubo di una donna di Siracusa perseguitata da un senza tetto nigeriano con problemi psichici. Accoltella la moglie durante un litigio e finge un incidente domestico. Solo in ospedale a Gela la donna si convince a raccontare la verità. Recuperati parte dei libri della biblioteca di Niscemi, rimasta in bilico sulla frana. L'intervento dei vigili del fuoco supportati da sofisticate attrezzature. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte in visita nei luoghi colpiti dal ciclone Harry. Si faccia in fretta o per la stagione estiva sarà un dramma e i ristori servono a poco. Viva Sanremo, al via stasera la Kermesse che seguiremo con le nostre dirette voci da Sanremo su Telecollo e Antenna Sicilia. Tantissimi collegamenti con le nostre inviate. Calcio Serie C, occhi puntati sulla trasferta di domenica del Catania a Salerno, primo di 2 match lontano dal Massimino, che sono anche 2 scontri diretti. E prosegue la crisi del Siracusa in attesa della penalizzazione di giovedì, riscatto sul campo per il Trapani che però rischia l'esclusione dal campionato. Dopo la storia del piccolo Daniele, un altro epilogo drammatico per un bimbo di 3 anni, cardiopatico, morto all'ospedale di Taormina dopo un ricovero di 10 mesi. Ci sono 15 indagati in questa inchiesta, l'ASP di Messina chiarisce non si poteva fare il trapianto. Francesco Triolo. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino di 3 anni deceduto lo scorso 17 febbraio dopo un lungo ricovero nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Nel registro degli indagati sono stati iscritti come atto dovuto oltre 15 sanitari che a vario titolo hanno avuto in cura il piccolo durante 10 mesi di degenza. La famiglia ha presentato un esposto ed è assistita dall'avvocato Antonio Cozza di Perugia. Nei prossimi giorni sarà conferito l'incarico per l'autopsia che dovrà chiarire se il decesso sia riconducibile esclusivamente alla gravità del quadro clinico iniziale e alle complicanze sopraggiunte, oppure se vi siano state eventuali criticità nel percorso diagnostico e terapeutico. Secondo quanto riferito dal legale dei genitori, il bambino si era presentato il 1° aprile 2025 in un ospedale di Catania con uno scompenso cardiorespiratorio legato ad una cardiopatia congenita con insufficienza mitralica e successiva miocardite. Trasferito a Taormina il 2 aprile era stato sottoposto ad intervento chirurgico. Da allora il ricovero si era protratto sino al 17 febbraio quando il cuore del piccolo ha cessato di battere. Relativamente al trapianto cardiaco, la strategia è stata condivisa con 3 dei 6 centri italiani autorizzati a tale procedura, Bambin Gesù di Roma, il Sant'Orsola di Bologna e l'Università di Padova, cui il bambino è stato riferito per accedere al programma di trapianto cardiaco e che tali istituzioni, unanimemente, abbiano considerato tale opzione non realizzabile. Da mesi perseguitata da un senza tetto con problemi psichici che sostiene e crede di essere Dio e vuole creare una finestra nell'abitazione della sua casa. È la storia di una donna che si è rivolta al nostro TG e che ha dovuto trasferirsi. Francesco Aloi. Ho preso questa decisione drastica che sto vivendo come una resa, cioè quella di andare via di casa perché non mi sento più al sicuro dentro casa mia. Così Rossana ha dovuto prendere questa decisione. Tutto perché da qualche mese è nel mirino di un uomo nigeriano senza fissa dimora che dice di essere Dio. Ha puntato la mia casa, convinto che qui ci viva suo figlio Gesù e lui deve ripristinare una finestra nella parete per permettere a questo figlio di affacciarsi da lì. Naturalmente si tratta di una persona con evidenti problemi psichici che nonostante tutto è ancora in giro. Le foto dell'abitazione le ha pubblicate anche sul suo profilo Facebook, ma il caso più eclatante è questo. Il pomeriggio in pieno sole ha con un cacciavite tentato di sfondare la parete esterna dell'edificio, ma è stato fermato perché sono arrivati subito le volanti. Un TSO fatto qualche giorno prima e poi un
ricovero ospedaliero di oltre un mese, ma nulla è cambiato. Continua a bivaccare sempre qui, nella zona di Piazzale Marconi. Se dell'ordine mi hanno detto che loro prontamente arriveranno ogni qualvolta io ne avrò bisogno e nel frattempo si stanno impegnando a cercare una struttura che possa accogliere questa persona, struttura che al momento non viene fuori. Accoltella la moglie dopo l'ennesima lite, cercando di far passare le ferite per un incidente domestico. Solo quando è in ospedale la donna ha trovato il coraggio di raccontare la verità. Desiree Ferlito. Sangue sul pavimento, stanze a soqquadro e una versione che non convince. Dietro quello che doveva sembrare un incidente domestico, secondo gli investigatori si nascondeva un accoltellamento nei confronti della moglie. È l'accusa contestata dalla Procura della Repubblica di Gela a un 39enne, già ai domiciliari per altri reati, arrestato dai carabinieri con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia. L'intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione di un sospetto accoltellamento tra le mura domestiche. In un primo momento i coniugi avrebbero parlato di un incidente, ma i dubbi degli investigatori hanno portato a un sopralluogo nell'abitazione. Qui, secondo la procura, sono emerse tracce di sangue diffuse, segni evidenti di colluttazione e ambienti completamente messi a soqquadro, oltre a un clima particolarmente teso. Una volta messa in sicurezza e lontana dal marito, la donna avrebbe trovato il coraggio di raccontare anni di violenze fisiche e psicologiche, iniziate già nel 2023. La vittima ha formalizzato la denuncia ed è stata trasferita in una struttura protetta insieme ai figli minorenni. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere. Andiamo adesso a Niscemi, dove i vigili del fuoco sono entrati in azione per mettere in salvo la biblioteca che era rimasta sospesa sul vuoto a causa della frana. Gerry Italia. È un'operazione al limite, sospesa tra il rischio e la necessità di salvare un patrimonio culturale unico. A Niscemi, i vigili del fuoco hanno iniziato a mettere in sicurezza i volumi della biblioteca Angelo Marziano, letteralmente sull'orlo del precipizio creato dalla frana. Una parte dell'edificio è già sospesa nel vuoto. Finora sono stati recuperati circa 350 libri. La biblioteca custodisce quasi 4.000 volumi, manoscritti, appunti e documenti dello storico e saggista niscemese Angelo Marziano, messi a disposizione della comunità dai suoi eredi. Ma la struttura, fragile e costruita in un punto estremamente critico, rende ogni intervento pericoloso. Per preparare l'operazione i vigili del fuoco hanno studiato planimetrie e immagini degli interni. Poi, attraverso la perforazione di un muro sul retro, sono entrati per pochi minuti nell'edificio, legando le librerie e trascinandole all'esterno per recuperare i libri. A garantire la sicurezza, droni in volo per il monitoraggio in tempo reale, puntatori laser per rilevare movimenti millimetrici e sensori capaci di cogliere vibrazioni e variazioni di inclinazione. Parallelamente entrano nel vivo le operazioni nella cosiddetta zona nera, l'area più instabile dove l'accesso umano è vietato. In campo le tecnologie d'élite dei NOx, droni, robot telecomandati e sistemi di controllo a distanza per recuperare gli oggetti personali rimasti nelle case evacuate. In un caso un proprietario ha potuto guidare in diretta l'operatore indicando cosa salvare mentre un robot prelevava gli oggetti dall'interno. Nei prossimi giorni arriveranno altri 19 robot terrestri progettati per muoversi in sicurezza tra le macerie. Intanto si attendono gli ultimi rilievi della Protezione Civile e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, decisivi per un'eventuale riduzione della zona rossa e per consentire il rientro a una parte degli sfollati. A Niscemi la battaglia contro la frana continua tra tecnologia, rischio e speranza. E poi c'è l'altra emergenza, quella del ciclone Harry. Oggi sopralluogo del leader del Movimento 5 Stelle Conte a Stazzo nella Cese. Si faccia in fretta o la stagione estiva sarà un dramma. L'intervista è di Tonino De Mana. Presidente, si fa fatica anche a camminare, questa sarebbe una casa estiva o quel che resta di una casa estiva. Attenzione, immaginate cos'era a caldo nelle primissime ore, nei primissimi giorni. Questa è una prima abitazione, quindi abbiamo una signora con cui ho parlato, una famiglia che non può più abitare e noi non possiamo far arrivare i ristori poi nei prossimi mesi o nei prossimi anni come di solito accade. Qui bisogna intervenire subito. A fianco c'è un ristorante. Dove sono rimasti soltanto i muri, questo è quello che ci ha detto a caldo. Sono rimasti i muri, tutto distrutto, tutto divelto, tutto scardinato e sventrato. Il ristorante ha già fatto una stima perché si è subito affrettato all'incirca 350.000 euro. Questi soldi quando arriveranno? Il problema è se lui non apre subito e non fa subito i lavori, ovviamente di che cosa campa? Perde anche la stagione estiva, non c'è lavoro, si accumulano perdite,
si accumula il mancati guadagni futuri, e ecco perché la celerità. Io oggi sono qui, grazie anche a voi che mi seguite, per far capire che dobbiamo intervenire subito e non fra mesi o anni. Presidente, questi sono borghi che vivono di mare e la stagione balneare è alle porte, e quindi cosa dire a questa gente? Ma infatti abbiamo parlato con i titolari di stabilimenti balneari, le abitazioni ovviamente, chi ci abita, chi l'affittava, c'è tutto un commercio, ristorazione, terziario vario, servizi vari, tutto questo tutto bloccato. Se qui si perde la stagione, oltre alle perdite subite che sono vive e ingenti, sarà un dramma assoluto, perché come fanno a campare queste persone? Il ciclone Harry ha lasciato il suo segno anche sulla costa agrigentina. Le spiagge sono invase dai rifiuti e si trovano anche carcasse di animali. La denuncia è di Maria Amico. Davide Sardo. Dalla furia del maltempo a uno scenario desolante, il ciclone Harry ha lasciato sulla costa agrigentina una immagine che fa discutere. Le spiagge della Babbaluciara e di Maddalusa invase da rifiuti di ogni genere, tra plastica, detriti, legname, materiali ingombranti e perfino carcasse di animali trascinate dalle mareggiate. Un colpo duro per uno dei tratti più frequentati del litorale cittadino. La denuncia è di Maria Amico Agrigento, che parla di una situazione grave sotto il profilo ambientale e sanitario. Le piogge intense e il mare in tempesta hanno riversato sulla battigia tutto ciò che fiumi e torrenti hanno trascinato a valle, accumulando tonnellate di rifiuti e mostrando un quadro di forte degrado. Diverse associazioni ambientaliste stanno organizzando una maxi operazione di pulizia straordinaria con il coinvolgimento di volontari per rimuovere i rifiuti e ripristinare le condizioni di sicurezza prima dell'avvio della stagione estiva. Nei prossimi giorni sarà definito il calendario degli interventi. Intanto l'attenzione resta alta sullo stato delle spiagge, mentre si valutano eventuali ulteriori azioni per evitare che simili emergenze si ripetano dopo le ondate di maltempo. A Paternò, vicino a Catania, sequestrati 8.000 litri di gasolio mescolato ad acqua e contenuto in cisterne interrate in un distributore. La confisca in seguito alle segnalazioni di automobilisti che avevano riscontrato gravi danni ai veicoli dopo il rifornimento. I gestori dell'impianto sono stati denunciati per frode in commercio. A Palermo, per bloccare un ladro acrobata che fuggiva sui tetti di un palazzo, i carabinieri hanno utilizzato il taser, la pistola elettrica che immobilizza. È successo in via P3, dove in due avevano cercato di reagire ai militari scagliando contro secchi di vernice, materiali di risulta e colpendoli anche con una spranga. L'uomo bloccato è stato arrestato, il complice è riuscito a fuggire. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità e poi restate con noi perché andremo a Sanremo. E allora c'è grande attesa per il Festival di Sanremo che prende il via stasera e che noi seguiremo con le nostre dirette Voci da Sanremo, tantissimi collegamenti con le nostre inviate, ci saranno tante finestre, tanti approfondimenti per un festival che parla anche tanto siciliano. Allora noi andiamo da Roberta Lunghi. Un attimo non c'è in linea, un attimino, torna in studio, diamo un contributo, dai. Allora, in attesa di avere il collegamento, intanto questa sera sul palco dell'Ariston, come sapete, si esibiranno i 30 artisti in gara. Ai nostri microfoni J-Ax, che torna con il brano Italia Starter Pack, un brano ironico dedicato agli stranieri che arrivano nel nostro paese e che vogliono un po' imparare a diventare italiani. Ascoltiamolo. Lorena, cosa vuoi? J-Ax. J-Ax non ce l'abbiamo, dai. Tu hai la polizia postale. Sentiamo la polizia postale che sta facendo tanto per garantire la sicurezza del festival di tutte le persone che vi prendono parte.
È la prima uscita di questo progetto realizzato dai colleghi della sezione della Polizia Postale di Salerno e praticamente riguarda varie situazioni in cui il cittadino si può trovare purtroppo invischiato, tutte situazioni che prevedono truffe, quindi di vario genere, dalle truffe sentimentali alle truffe appunto online con le criptovalute, diciamo al di là di quello che può essere la dinamica della singola truffa. Quello su cui noi cerchiamo anche di porre l'attenzione sono le metodologie, hanno tutte un fattore comune. Il primo fattore comune è il fatto che inducono ansia nella vittima. Tutti noi abbiamo ricevuto almeno una volta un messaggio dalla sedicente Nexi che ci dice guarda che è stata utilizzata la tua carta di credito a Lugano tipicamente, quindi già l'ansia, caspita sono usciti un po' di soldi e diciamo che l'attaccante induce la vittima a comporre un numero di telefono. Componendo quel numero di telefono scatta la vera e propria truffa. Allora, avete sentito la Polizia Postale sulla sicurezza, adesso andiamo a Sanremo, ci colleghiamo con una delle nostre inviate, Roberta Lunghi. Sì, buon pomeriggio Lorena, io mi trovo a margine di quello che sarà un altro grande palcoscenico questa sera, quello di Piazza Colombo. Questo è il Suzuki Station, si accenderà di luci, si accenderà di musica, stasera Gaia tra le protagoniste, un programma che appunto viene aperto da Gaia e che poi sarà chiuso dai Pooh. A presentare tutti questi momenti all'interno di Sanremo 2026 ci sarà Daniele Battaglia, figlio per l'appunto di Dodi, ma ormai affermato conduttore. La serata questa sera i 30 big con l'attesissima presenza di Can Yaman, scusate con questa pronuncia andiamo sempre un po' sulle incertezze, però insomma lui c'è con la gioia delle tante signore che hanno aspettato, che hanno atteso di poterlo vedere anche solo per un attimo. Lui non si è speso moltissimo in conferenza stampa e non ha nemmeno parlato del futuro che sarà per quanto riguarda Sandokan. Di certo lo vedremo sul palcoscenico, di cantare neanche per idea, però certamente sarà una bella presenza voluta fortemente da Carlo Conti, così come Carlo Conti ha certamente voluto in tutti i modi anche la presenza di un ricordo importante di Pippo Baudo. Il ricordo e la memoria aleggia in questa cittadina. Oggi vedevamo peraltro sfrecciare tutti i pulmini che ricordano Casa Vessicchio, anche Beppe Vessicchio sarà ricordato, lui che ha calcato questo palcoscenico davvero tantissime volte nella sua vita. Ad aprire ci sarà Dito Nella Piaga, che è stata nostra ospite proprio ieri, i suoi colori, la sua allegria, la sua impertinenza saranno una ventata di energia al festival. Tante le presenze anche per quanto ci riguarda nella postazione, nel track di RTL, ma certamente anche al nostro microfono come quello che vi proponiamo adesso. Giorgio, buongiorno, che bello ritrovarti soprattutto qui per il Gambero Rosso. Noi stiamo cucinando per le persone, nutriamo la gente nella maniera migliore possibile. Abbiamo uno spazio che il Gambero Rosso ormai ha da qualche anno, abbiamo sempre alzato l'asticella perché comunque il Gambero Rosso è il tempio dell'enogastronomia italiana e quindi noi, io in particolare con mio figlio eccetera, stiamo preparando per nutrire tutte quelle persone che vogliono venire a trovare un momento di convivialità, di pace, di tranquillità in questo momento così convulso, come si dice, no? La ricetta per Sanremo? No, sono tante le ricette per Sanremo, come sono tanti cantanti, come sono tante le occasioni. Ridurre a una cosa è brutto. Ok, quindi non c'è un alimento che potrebbe ad esempio dire I guanciali per esempio, dormo fra due guanciali, quindi nella mia ricetta il guanciale spesso compare perché comunque è un esaltatore di sapidità, non sono per la demonizzazione dei grassi. E viva i grassi! Viva, sempre! Siete viva Sanremo? Scrupolosamente! Grazie! Ciao!
E questa è una passerella vera anche per, diciamo, come avete sentito con lo chef Giorgione, per quello che concerne insomma le bontà culinarie del territorio tutto, del territorio Italia. Vi lascio sulle immagini del Suzuki Station e naturalmente vi do l'appuntamento fra poco su Telecolor con Voci da Sanremo, tanti gli ospiti che vi mostreremo, l'appuntamento poi proseguirà sulle nostre reti, su Antenna Sicilia 17:50 con il meglio di e su Antenna Sicilia Telecolor a reti unificato alle 19:30. Per il momento ti restituisco la linea. Grazie Roberta, i nostri occhi su Sanremo, adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, occhi puntati sulla trasferta di domenica del Catania a Salerno, primo di 2 match lontani dal Massimino. Francesco Triolo. Ufficialmente una giornata di riposo, così come è stata quella di ieri, ma i giocatori del Catania hanno ben consapevole l'importanza delle prossime 2 gare, 2 trasferte, 2 scontri al vertice che possono indirizzare il campionato rosso-azzurro. Così in tanti si sono comunque recati al Massimino, terapie, un po' di palestra, qualche movimento, insomma cresce l'attesa e molti vorrebbero già essere in campo all'Arechi. Toscano comincerà a fare sul serio nella preparazione della partita da domani. Ci sono un paio di situazioni da attenzionare legate alle condizioni di alcuni giocatori. Forte e Caturati in particolare sono gli attenzionati speciali, anche se le alternative per l'allenatore del Catania non mancano. C'è Rolfini che può giocare come punta avanzata ed è pronto a farlo sia a Salerno che a Benevento. C'è Lunetta o Bruzzariti che possono affiancare proprio Rolfini in attacco. A Salerno il Catania troverà un ambientino surriscaldato da un campionato che non sta andando come realmente auspicato. La panchina di Peppe Raffaele è saltata, al suo posto è stato chiamato Serse Cosmi che non allena ormai da 4 anni. Una situazione non facile da decifrare e che il Catania dovrà affrontare con l'obiettivo di non perdere terreno dal Benevento alla vigilia proprio dello scontro diretto. A Salerno manca solo l'ufficialità, vigerà il divieto di vendita per i tifosi residenti in Sicilia e quelli non residenti devono essere fidelizzati con la tessera del tifoso del Catania. Il momento è importante, come in tutti i momenti importanti per i colori rossazzurri, Telecolor c'è. Lo scontro diretto con la Salernitana verrà trasmesso in diretta esclusiva in chiaro. La sfida con il Granata sarà raccontata come sempre a 360 gradi alla nostra redazione sportiva tra studio ed inviati sul campo. Appuntamento alle 13:30 per una versione extra large di diretta stadio. E prosegue la crisi del Siracusa in attesa della penalizzazione di giovedì, riscatto sul campo per il Trapani che però rischia l'esclusione dal campionato. Sergio Colosi. Il destino di Siracusa e Trapani appare segnato, ben oltre risultati e prestazioni, vittorie e sconfitte. Ci sono 2 date già fissate che possono diventare determinanti. Giovedì il Tribunale Federale Nazionale toglierà al Siracusa 6 punti per i mancati versamenti del secondo bimestre, cui a fine marzo si aggiungerà una seconda penalizzazione di 2 o 3 punti per gli inadempimenti dello scorso metà febbraio relativi alla finestra novembre-dicembre. Per l'ultimo posto in classifica è solo questione di ore. Turati fa il massimo, la squadra si impegna, ma sulle 6 sconfitte e 2 pareggi in 8 incontri incidono la grave crisi societaria e il conseguente mercato di gennaio. Prossima gara domenica al De Simone con la Casertana. Il 9 marzo è un appuntamento chiave per il Trapani, che potrebbe essere escluso in corsa dal campionato di Serie C per la recidività di mancati pagamenti, come avvenuto la scorsa stagione con Turris e Taranto. La squadra è tornata a vincere con la Cavese, sabato prossimo ospiterà ancora il provinciale l'Atalanta Under 23, ma tra rimpianti e amarezze tutto rischia di essere vanificato in un'aula di tribunale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.